È stato inaugurato al Museo di Santa Caterina il nuovo Baby Pit Stop UNICEF, iniziativa per dare la possibilità alle neomamme o più in generale ai genitori di trovare uno spazio attrezzato per l'allattamento o il cambio del pannolino. I Baby Pit Stop, dotati di fasciatoio per il cambio e una sedia comoda e appartata per l'allattamento, sono più di 30 fra centro storico e quartieri. Il benessere delle famiglie con bimbi piccoli passa anche per la libera fruizione dei luoghi, anche e soprattutto quelli culturali. Oggi possiamo dire che Treviso, nei musei civici, ospita sia al Bailo che a Santa Caterina dei luoghi dedicati alle mamme in allattamento, ai bambini che hanno bisogno del cambio di pannolino e sono ad accesso gratuito. Poi, chiaro, se usufruendo del Baby Pit Stop si vuole anche usufruire e vivere i chiostri di Santa Caterina, visitare le mostre che vengono allestite, ben venga, la cultura non può che far bene all'anima e alle famiglie. Negli ultimi mesi è stato esteso l'orario di apertura dei musei civici di oltre 19 ore settimanali ed è stata introdotta la gratuità per tutto il mese di febbraio. Il museo deve essere la casa della cultura di tutti i cittadini, quindi tutti devono sentirsi liberi di venire a fare una passeggiata al museo e come amministrazione noi ci impegniamo per fare in modo che veramente tutti da 0 a 99 anni si possano sentire a casa al museo, ma soprattutto liberi di fare una passeggiata con tutti i servizi adeguati, come per esempio, cosa importantissima, bellissima, poter anche allattare in tutta serenità.